Quasi ogni cinofilo da bambino ha sognato un cane e in un numero impressionante di casi quel cane aveva le orecchie dritte, il mantello nero e fuoco e un nome che faceva rima il più delle volte con eroe, Rin Tin Tin, Rex, eccetera, eccetera, eccetera. Il pastore tedesco di tuo zio, quello che capiva tutto, non lo abbiamo scelto noi. Ce l'hanno messo in testa prima ancora che sapessimo cosa fosse una razza. Per 127 anni questo cane è stato il re indiscusso, non per simpatia, nel senso letterale del termine, quello con cui tutti gli altri si sono in un modo o in un altro dovuti misurare, non lui con gli altri, ma oggi, per la prima volta in un secolo, c'è chi dice che il trono stia scricchiolando. Sui social, nei reparti speciali, nelle gare più estreme, un altro cane sta guadagnando terreno 1 metro alla volta, il Malinois. Non vi dico già chi vince, ve lo dico alla fine, con i fatti in mano, non con i punti di vista o con le impressioni. Per ora portatevi dietro una sola domanda, per i prossimi minuti. Il pastore tedesco è ancora oggi il numero 1? Per rispondere dobbiamo prima capire come ci è arrivato e cosa quasi gli è costato il trono. Nato ufficialmente il 22 aprile del 1899, il capitano Max von Stephanitz, nome che qualunque cinofilo, dall'amante del dalmata al pastore tedesco, deve conoscere. Ufficiale di cavalleria, ossessionato dall'idea che un cane debba prima di tutto servire a qualcosa. Vede un cane a una fiera di bestiame vicino a Karlsruhe e decide su 2 piedi che quello è il tipo che vuole fissare in una razza. Ora, sui nomi in tedesco dovete avere tantissima pazienza. Hector Linkschrein lo compra, lo ribattezza Horand von Gaffat e lo iscrive come primo nome sul libro genealogico della neonata SV, che è l'associazione Schäferhund che sta per pastore tedesco. Fondata quello stesso giorno dallo stesso Stephanitz insieme ad Arthur Meyer. Il motto che Stephanitz sceglie per il suo club: utilità, attenzione, e intelligenza, non bellezza. Lo accompagnerà per tutto il resto di questa storia. Da lì 127 anni di storia ininterrotta, con lo stesso club che esiste ancora oggi ad Augsburg e che con oltre 50.000 iscritti resta, parola dell'associazione stessa, il più grande club di razza singola al mondo. Attorno a quel nucleo tedesco si è costruita decennio dopo decennio una rete internazionale di club affiliati che oggi copre oltre 80 paesi su tutti i continenti. Una capillarità organizzativa che nessun'altra razza di cane possiede su questa scala. E c'è un dettaglio che dice più di ogni numero quanto questo cane fosse già 100 anni fa dentro la grande storia. Dopo la prima guerra mondiale in Gran Bretagna il nome German Shepherd diventa scomodo, troppo tedesco, in un momento in cui essere tedeschi non conveniva a nessuno. Il Kennel Club britannico lo ribattezza ufficialmente Aslatian Wolf Dog. Ve lo ricordate? Il pastore alsaziano. Anche in Italia per un po' lo abbiamo detto, lo confondevamo con quello a pelo lungo, un nome che resterà in uso per decenni fino al 1977, quando finalmente si torna al German Shepherd Dog. Pensateci, è l'unica razza al mondo a cui per un'intera generazione, in un intero paese, è stato impedito di chiamarsi con il proprio nome per motivi geopolitici. Come attraverso la cinofilia la politica del mondo in qualche modo si ripete e la storia stessa si ripete. Non esiste prova più eloquente di quanto fosse già allora troppo centrale per restare fuori dalla grande storia. Ma la fama del pastore tedesco non nasce nei libri genealogici e nemmeno nei ring, nasce in guerra.
e nasce al cinema, quasi in contemporanea. Cominciamo dal cinema, perché è lì che il resto del mondo lo incontra per la prima volta. Il caporale americano Lee Duncan ispeziona un canile bombardato appena conquistato ai tedeschi. Fango, macerie ancora fumanti, il silenzio innaturale che segue un bombardamento e trova tra i resti una cagna con 5 cuccioli sopravvissuti. Ne tiene 2, li chiama Rin Tin Tin e Nanette, dai nomi di 2 bambole per fortuna che i soldati francesi regalavano ai militari americani. Nanette muore poco dopo lo sbarco, ovviamente negli Stati Uniti. Rin Tin Tin no. Duncan lo addestra, lo porta sui set e nel 1923 esce Where the North Begins, un successo tale che dentro la Warner Bros., allora sull'orlo del fallimento, Rin Tin Tin viene soprannominato colui che paga il mutuo. 27 film in carriera, uno studio hollywoodiano tenuto in vita letteralmente da un cane trovato tra le macerie di una guerra. E non è il primo. La prima vera star canina della storia del cinema, con tanto di stella decenni dopo nella Hollywood Walk of Fame. Da quel momento il pastore tedesco entra stabilmente nell'immaginario popolare mondiale e non ne esce più per un secolo intero. Quando in un film, in un cartone, in una pubblicità serve il cane, quello vero, capace, fedele, quasi sempre disegnano lui. Attraverso gli anni 60 dei cartoni animati, gli anni 80 delle commedie poliziesche americane, fino ad arrivare nel 1994 in Austria a un pastore tedesco protagonista assoluto di una serie che si chiama Commissario Rex. Diventerà un fenomeno tale che in Italia nel 2007 la RAI ne acquista i diritti e ne produce una versione tutta italiana. Saluto tra l'altro Massimo Perla, un caro amico, l'addestratore del Rex italiano, girata a Roma, che va avanti per anni. Un'intera generazione di italiani ha imparato ad amare questo cane guardando un episodio di Rex la domenica sera. C'è in questo secolo di schermi anche un capitolo scomodo che un documentario onesto non può saltare. Il cane personale di Adolf Hitler. Blondie. Era un pastore tedesco. Non lo diciamo per gettare ombre qua e là su una razza che non ha colpe. Un cane non sceglie chi lo possiede, ma perché dice, nel modo più scomodo possibile, quanto profondamente questa razza sia stata intrecciata con ogni capitolo, bello o terribile, del Novecento. Ora arriva la parte che chi non è del settore fatica a capire davvero ed è la chiave di tutto quello che segue. Stefanitz non progettò un cane bello e separatamente un cane da lavoro. Progettò un sistema in cui la forma doveva dimostrare di saper lavorare. La forma doveva saper lavorare e il lavoro doveva certificare il diritto di riprodursi. Tenete a mente questa frase perché tutto il resto del video la dimostra pezzo per pezzo e cercherò di non ripeterla. Il pastore tedesco ha un sistema di mostre autonomo gestito dall'associazione stessa che culmina ogni anno con la Bundesliga, noi la chiamiamo così, la Sieger Show, probabilmente la più grande mostra monorazza esistente al mondo, capace nei suoi anni migliori di radunare in Germania oltre 2000 cani in una sola edizione, arrivati da decine di paesi diversi nel mondo. Qui il giudice non guarda il cane fermo su un tavolo, no, per 30 secondi. Lo fa muovere a lungo al trotto perché nel movimento, non quella posa statica di ring che siamo abituati a guardare, che si vede se la struttura funziona davvero o no.
Auguri a Francesco che dovrà montare il video e che non so come farà a farvi vedere questa roba qua. Le esposizioni di bellezza del pastore tedesco sono una delle cose più belle che esistano in ambito cinofilo. Cioè, se vi aspettate un ring e basta, non è quello, è un altro mondo. Guarda il movimento, la fluidità, il cammino, è una cosa incredibile. È il movimento che i giudici cercano, non è un'estetica. È un corpo leggermente più lungo che alto, costruito attorno a un trotto radente, a bassissimo dispendio energetico, capace di essere mantenuto per ore. La stessa identica andatura che ad esempio viene immaginato bisogna mantenere in un palco quale quello delle campagne tedesche. Lo vedremo che serviva un cane da pastore per lavorare in quel contesto tutto il giorno dietro un gregge. Armonia continua. Non è nemmeno solo un piazzamento, no, è un giudizio parlato, articolato, che gli addetti ai lavori chiamano Richterverdict, descritto spesso come un referto veterinario letto ad alta voce davanti al pubblico. Cane per cane, pregi e difetti inclusi. È il titolo più alto che un pastore tedesco possa ricevere, e questa è una cosa che pochi, ad esempio, sanno. Campione di bellezza si chiama, esemplificherò, Auslese. Eccellente, il volo più tecnico, più alto in mostra. Auslese, in tedesco letteralmente selezione. Io so che il 90% di appassionati di cinofilia in questo canale, dove stiamo cercando di non lasciarci andare al pettegolezzo, ma cerchiamo di fare cinofilia, il termine Auslese è la prima volta che lo sente e sono orgoglioso del sapere che qualcuno da oggi lo conoscerà per tutta la vita grazie a questo video. Così quando quelle critiche, no perché i pastori tedeschi di una volta, arriveranno, qualcuno avrà rispetto di una selezione che va avanti da tanti anni. Nel senso che quasi agricolo del termine selezione, la cernita di ciò che merita di essere portato avanti nella generazione successiva. Un cane può ottenere il voto per la sola struttura, ma diventa Auslese, selezionato, solo dopo aver selezionato e superato anche la Korung, l'esame di carattere e idoneità riproduttiva di cui parliamo tra poco. Con troppa ignoranza, a volte semplicità, si parla di certe cose che bisognerebbe conoscere. Non esiste in questa razza una bellezza che valga qualcosa da sola. Lo dice il nome stesso del titolo più alto. Un cane non è semplicemente il cane che ha vinto di più, è il cane che l'intero sistema ha certificato con 2 esami separati come completo, bello e funzionale. Non esiste in nessuna razza cinofila una cosa simile. Non esiste. Prendete Canto von der Wienerau, Siger nel 1971, morto giovane ma considerato ancora oggi uno dei cani che più hanno plasmato il pastore tedesco moderno, capace di trasmettere ai propri figli un'angolazione posteriore che prima di lui quasi nessuno possedeva, ed è quella che probabilmente ogni tanto vi fa arrabbiare. In questa razza il vero grande campione non è quello che vince una volta, è quello capace di cambiare la generazione successiva. Ma proprio perché questo sistema è vecchio di un secolo nel tempo, si è anche diviso. Dal dopoguerra in poi, di più dagli anni 70-80, se dobbiamo proprio mettere puntini, le linee da lavoro tedesche, quelle ceche all'epoca cecoslovacche, della Germania dell'Est, sono rimaste vicine alla struttura compatta e quadrata delle origini. Le linee da esposizione, soprattutto americane, hanno invece accentuato sempre più angolazioni del posteriore fino al profilo a schiena inclinata, che oggi divide profondamente la comunità osservativa internazionale. Un problema vero, su cui poi torneremo. Messi fianco a fianco un pastore tedesco da lavoro ceco e uno da esposizione americano sembrano, a un occhio poco esperto, quasi 2 razze diverse, nate dallo stesso standard, scritto dallo stesso uomo 127 anni fa. Per ora
basti dire questo: il sistema che la razza si è data da sola fin da Stefanitz è stato costruito apposta perché bellezza e lavoro non potessero separarsi senza che il titolo più alto smettesse di significare qualcosa. Cioè, non voglio usare un assolutismo, ma voi un Auslese in un cane da lavoro non lo troverete mai. Per capire fino in fondo come funziona questo vincolo, dobbiamo entrare adesso nel pastore tedesco da lavoro. E quindi siate pronti a questa immersione, perché questo cane merita che tutti si sappia un po' di più. Prima di tutto, prima delle guerre, prima delle polizie, il pastore tedesco nasce esattamente come quello che il nome dice, un cane da pastore, che doveva correre avanti e indietro lungo il fronte di un gregge, che poi diventerà un fronte di un'altra cosa, per un'intera giornata, decine di chilometri senza fermarsi. È da questa necessità pratica, e non da un'idea estetica, che nasce quel trotto lungo e radente di cui parlavamo un attimo fa. Stefanitz unificò decine di varianti regionali di cani da pastore tedeschi con un motto che sarebbe diventato il principio guidato di tutto quello che segue. Ve lo ricordate? Utilità e intelligenza. Non bellezza, utilità. E quella funzione pastorale originaria non è mai davvero scomparsa. Esiste ancora oggi in Germania una prova chiamata, non lo saprò mai dire, quindi la metteremo qua, in cui il cane deve condurre e contenere per ore un gregge vero su un percorso reale, praticata da pochi ormai, quasi una nicchia dentro la nicchia, ma ancora lì. Prova che questa razza non ha mai smesso di essere ciò per cui è nata. Poi arriva la prima guerra mondiale, il resto del mondo scopre per la prima volta cosa può fare su scala industriale un cane da lavoro selezionato con metodo. La Germania impiega nel corso dell'intero conflitto tra i 28.000 e i 30.000 cani, la maggioranza pastori tedeschi. I cosiddetti cani sanitari, addestrati a muoversi da soli tra i corpi nella terra di nessuno, individuare chi respirava ancora e restargli accanto finché non arrivavano i soccorritori. Pensate, tra le bombe. Cioè questi cani con le pettorine, con la croce rossa, arrivavano. Oggi noi addestriamo e selezioniamo l'indifferenza allo sparo nelle prove di lavoro. Questi si mettevano vicino ad una persona ferita, prestavano loro i primi soccorsi, nel senso che se ti serviva la garza la trovavi dentro, no? E lui stava fermo lì, capace di attraversare terreni impraticabili per un uomo, portando ordini scritti in bidoncini legati al collo. Insomma, quando parliamo di pastore tedesco, indipendentemente dalla boriosità che oggi tiriamo fuori dietro una tastiera, secondo me dovremmo essere tutti un pochino più consapevoli che la nostra storia di cinofili in qualche modo è legata a loro. Circa 7.000 di loro non torneranno mai a casa. Non è un aneddoto, è la prova quantitativa che consacra il pastore tedesco come cane da lavoro agli occhi del mondo intero. Tanto che guardando ai risultati tedeschi, Francia e Gran Bretagna aprono negli stessi anni i propri programmi cinofili militari. Attenzione, se questi contenuti ti piacciono, seguimi su tutti i miei social. Se ti piacciono tantissimo perché hai trovato un canale dove ti senti proprio a casa, abbonati, perché al prezzo di molto meno di un caffè al mese tu sostieni questa roba qua. E credimi, questa roba qua è una cosa sulla quale devo lavorare molto e lo faccio ben volentieri, anche se non ti abboni. Ma se ti abboni io sono veramente contento perché sento la vostra vicinanza. Nel dopoguerra il pastore tedesco compie il salto che nessun'altra razza aveva mai fatto prima, da cane rurale e militare a strumento standard delle polizie di mezzo mondo. È il primo, Germania, Stati Uniti, Regno Unito, e a seguire tutta l'Europa. Ed è in questi 6 anni che nasce una delle storie più belle mai raccontate sui cani da lavoro. Dorothy Harrison Eustace, americana, trasferitasi in Svizzera, alleva pastori tedeschi per la polizia e l'esercito svizzero. Quando riceve una lettera di un giovane non vedente americano, si chiama Maurice Frank, colpito da un suo articolo sui cani guida per veterani non vedenti della Grande Guerra. A destra per lui un pastore tedesco di nome Buddy. L'11 giugno
1928 a New York, davanti a una folla di giornalisti convocati apposta per vederlo fallire, Maurice Frank si ferma sul marciapiede di uno degli incroci più trafficati della città di fiducia a Buddy e lo attraversa da solo, senza bastone, senza nessuno che lo guidi, solo un pastore tedesco. Il 29 gennaio 1929 nasce ufficialmente The Seeing Eye, la prima scuola di cani guida del mondo. È il primo cane guida della storia. Voi non immaginate, come io neanche riesco a immaginare, la quantità di non vedenti che questi cani hanno assistito nella loro storia. Se solo ci pensassimo ogni volta che ci lasciamo andare ad un giudizio molto personale e brutto sui pastori tedeschi moderni, forse avremmo più rispetto. Ma noi siamo qua per questo. Lo stesso cane costruito per la guerra e la polizia diventa letteralmente gli occhi di un uomo che non può vedere da solo. Non esiste dimostrazione di versatilità più potente, più dirompente di questa in un'epoca nella quale tutto ciò non era impensabile, ma era anche imprevedibile. Nella seconda guerra mondiale il pastore tedesco resta il pilastro operativo del K9, K9, Corps americano, per la versatilità stessa che l'aveva reso indispensabile ai tedeschi 25 anni prima. E qui c'è una brevissima cosa che voglio dirvi. Molti di voi conoscono uno strumento che si chiama clicker, quello che serve il clicker, ve l'avrete visto nei campi di addestramento. Pochi sanno che il clicker era lo strumento di riconoscimento della prima compagnia Easy che sbarca in Normandia nel buio e nella notte. Nel buio non potevano parlarsi, dovevano riconoscersi dietro i cespugli e quindi questo nome, questo suono del clicker che ora non ho, no? Serviva proprio per farsi riconoscere. Quando sbarcano ci saranno anche dei cani e per associazione nel tempo libero capiscono che il clicker può tornare utile nell'addestramento. È la storia più celebre, è quella di Chips, un pastore tedesco della terza divisione di fanteria americana durante lo sbarco da un'altra parte che ci riguarda. In Sicilia, nel 1943, sotto il fuoco di una postazione di mitragliatrice che inchioda l'intero reparto sulla spiaggia, si libera dal proprio addestratore e lo attacca da solo. Salta dentro il bunker, costringendo l'intero equipaggio alla resa. Attenzione, molti potrebbero pensare che questa trattasi di una leggenda metropolitana. Giusto. Il problema è che ci sono 15 persone che hanno testimoniato che le cose sono oggettivamente andate così. Eravamo incastrati, è partito il cane, nessuno l'ha lanciato, ha aggredito il mitragliere che ha lasciato e abbandonato la postazione. Viene decorato con la Silver Star e la Purple Heart, decorazioni poi ritirate per una controversia burocratica legata sul fatto che gli animali non potessero ricevere medaglie destinate agli uomini. Ma resta uno dei più celebri episodi di eroismo canino mai documentati in guerra. E non era solo dall'altra parte del fronte, anche la Wehrmacht tedesca impiegava decine di migliaia di cani, in gran parte pastori tedeschi, per guardia, messaggio e soccorso, campi di concentramento. 2 guerre mondiali consecutive, fronti opposti, la stessa razza, prima scelta di entrambi gli eserciti. Una domanda viene normale un po' a tutti: se 2 eserciti, se 2 fronti, se 2 mondi si sono scontrati su tutto tranne che sul cane, forse questo cane qualche qualità ce l'ha. 20 anni dopo in Vietnam tocca a Nemo A534, forse questo non lo conoscete. Dicembre 1966, base aerea di Tan Son Nhut, vicino a Saigon, che poi diventerà celebre per una fotografia di un uomo che sale su un elicottero. Di pattuglia notturna del suo conduttore, Robert Treneburg, Nemo individua un gruppo di guerriglieri Viet Cong infiltrati nel perimetro della base, in quella che potrebbe essere una copia di un'operazione che racconterà molto bene il generale Moore, la zona X-Ray. Nello scontro a fuoco che segue, Treneburg viene ferito a una spalla, Nemo viene colpito a sua volta gravemente, un proiettile che gli entra sotto l'occhio e gli esce dalla bocca, il tipo di ferita che stenderebbe chiunque. E nonostante questo si trascina sopra il corpo del suo conduttore
per proteggerlo e resta lì fino all'arrivo dei soccorsi. Sopravvive, perde un occhio e diventa per anni il volto del reclutamento cinofilo dell'aeronautica militare americana, che fino all'epoca non aveva mai usato perché era più una tradizione dell'esercito. Fino alla morte del 1972, un memoriale gli è dedicato ancora oggi. Trauneburg torna a casa, sarebbe bastato pochissimo quella notte per perderli entrambi. E arrivando ai giorni più recenti, l'11 settembre 2001, più di 350 cani da ricerca e soccorso lavorano tra le macerie di Ground Zero del Pentagono e della discarica di Staten Island, dove veniva vagliato ogni singolo detrito, perché Staten Island è una cosa che nessuno ricorda mai. Il pastore tedesco è la razza singola più rappresentata fra tutte, davanti persino al Labrador. Stessa razza, stessa vocazione, un secolo esatto dopo le trincee della Prima Guerra Mondiale, quando il mondo ha ancora bisogno di un cane, la prima linea tra le macerie e il pastore tedesco è ancora lì. Resta un ultimo pezzo, quello che tiene insieme tutto il resto, lo sport che il pastore tedesco ha inventato per verificare se stesso. È il primo caso al mondo di autoesame. Già all'inizio del Novecento Stefanitz si accorge di un rischio. Appena il cane, questa molti di voi la capiscono, meglio di me, comincia a essere allevato anche per la bellezza, rischia letteralmente di perdere le doti di lavoro che lo avevano reso speciale. La soluzione che inventa è per l'epoca rivoluzionaria. Ricordiamo che non stiamo parlando di oggi, La stessa ossessione che 30 anni prima lo aveva spinto a scegliere Horand, non per quanto fosse bello, ma per come si muoveva, crea lo Schutzhund, letteralmente cane da protezione. Quando mi dicono ma è adatto il pastore tedesco come cane da protezione? No, non è adatto, l'ha inventato. Ma quel cane è più adatto? L'ho inventato. E io non sono un pastorista, è un dato di fatto, una prova standardizzata per qualunque cane deve superare prima questo di poter essere ammesso alla riproduzione. Cambierà il nome nei decenni per ragioni burocratiche, diventa IPO quando la Federazione Cinologica Internazionale ne standardizza le regole a livello globale e dal 2019 si chiama IGP, ma la sostanza dal 1900 a oggi resta identica. 3 fasi che in tedesco si chiamano, no, le lascio scritte, la pista olfattiva, l'obbedienza e la difesa, che messe una dopo l'altra sono un piccolo compendio di tutto quello che questo cane ha fatto nella sua storia, dai cani sanitari alla grande guerra, ai cani da ricerca di Ground Zero. Ed è qui che torna la Körung o la Korung, la selezione ufficiale di idoneità alla riproduzione, quella che trasforma un cane eccellente in un cane auslese selezionato. Per essere ammesso un cane deve aver già superato una prova di Schutzhund, IPO o IGP, oltre a test sanitari su anche e gomiti. Non esiste razza che ha questo livello di controllo nel 2026. Non esisteva anche nel 2020, nel 2010 e giù, fino ad andare tanto indietro. Poi arriva la parte più dura, una prova di carattere di nervi a sé stante, che comprende il classico colpo di pistola, indifferenza allo sparo, a distanza con il cane libero. Un cane che si spaventa e fugge viene escluso, punto, senza appello, indipendentemente da quanto sia bello o da quante prove sportive abbia già di per sé superato. Solo chi supera questo test riceve la Core Classe, l'autorizzazione ufficiale alla riproduzione, valida per un periodo limitato e da rinnovare nel tempo. Quando mi dicono avere o non avere il pedigree cambia qualcosa, tutta questa roba qui non può mai essere la stessa cosa. Tra gli addetti ai lavori si distingue sempre tra un cane che ha vinto una mostra e un cane Core Classe 1 con un titolo IGP3. Sono 2 affermazioni completamente diverse
e la seconda pesa molto molto di più. Il pastore tedesco, in altre parole, ha costruito da solo il proprio anticorpo, un sistema pensato apposta per impedire che il successo estetico cancellasse il cane da lavoro. Il problema, come vedremo, è che anche gli anticorpi possono fallire. È qui che arriva la parte che un canale serio non può saltare. E noi ci proviamo a fare un'informazione per come vorremmo, perché io ricordo sempre che questo è il canale che avrei voluto trovare quando ho iniziato il mio percorso in cinofilia. Per quanto vogliasi bene a un cane, per quanto si voglia bene a un cane, il momento in cui il re ha rischiato di distruggersi da solo, ciò che lo aveva reso re. Il pastore tedesco convive con una delle incidenze più alte in assoluto, e lo so che lo sai, di displasia dell'anca e del gomito. Non a caso è anche grazie a lui che molti dei protocolli di screening oggi usati su tutte le razze sono stati sviluppati. C'è poi la mielopatia degenerativa, una malattia neurologica progressiva su base genetica più diffusa nella razza rispetto alla media, per cui oggi esiste almeno un test del DNA in grado di individuare i portatori. Ma il tema più divisivo tra gli appassionati stessi è un altro. Quelle linee da esposizione di cui parlavamo con l'angolazione posteriore sempre più accentuata, una carriola, no? Il cosiddetto profilo schiena inclinata, che secondo una parte consistente della comunità internazionale compromette il movimento reale e la salute delle articolazioni, mentre un'altra parte difende quelle linee, sostenendo che il fenomeno sia più mediatico che numerico. Negli ambienti più critici si è imposta un'espressione informale, dura ma efficace: cani banana, per descrivere gli esemplari con la schiena così inclinata da assomigliare di profilo ad una banana. Per chi sta pensando di prendere un cucciolo, la differenza non è accademica. Un conto è un pastore tedesco figlio di linee da lavoro equilibrate, un altro è un esemplare da esposizione portato all'estremo. Stesso nome sul pedigree, aspettative di movimento e a volte di salute molto diverse. È un dibattito tecnico legittimo che nessun documentario serio dovrebbe far finta di risolvere in 30 secondi e che riguarda una parte della razza, non tutta. Le linee da lavoro in gran parte restano strutturalmente vicine, molto vicine, al prototipo originario. L'associazione stessa è consapevole del problema, ha negli ultimi anni rafforzato i controlli veterinari sul movimento dei cani che competono ai vertici delle proprie esposizioni. Un modo tecnico e silenzioso per riportare il lago della bilancia verso la funzione. Ogni volta che si accorge che si è spostato troppo verso la sola estetica, lo riportiamo di qua. Ma il punto per il nostro racconto è un altro. È più semplice. Per la prima volta in un secolo, in un'altra parte della razza, la forma ha smesso di dimostrare la funzione. Esattamente il contrario di quello che Stefanitz aveva costruito esame dopo esame, generazione dopo generazione. Ed è in questa crepa, in questa frattura tra forma e funzione che si è infilato qualcun altro. Mentre il pastore tedesco cominciava a dividersi tra lavoro e bellezza, un altro cane stava facendo esattamente il percorso opposto, diventava sempre più piccolo, sempre più leggero, sempre più specializzato in una cosa sola. E lo so che hai indovinato, il Malinois è ovunque. Oggi reparti speciali, video di addestramento estremo. Uno dei suoi esemplari più celebri è un Malinois di nome Cairo che ha preso parte a raid del Navy SEAL che nel 2011 hanno eliminato Osama Bin Laden, diventato famoso quasi quanto l'operazione stessa, sicuramente anche di più tra cinofili. E il Malinois ha ragioni vere per essere lì. Non è solo hype da social. Struttura più leggera, metabolismo nervoso e rapidissimo, una selezione recente concentrata quasi esclusivamente sulle prestazioni sportive, senza il peso di un secolo di standard di bellezza da rispettare e una grandissima fortuna. La diciamo qua sottovoce, ma noi sappiamo di cosa parliamo. È il cane più instagrammabile del mondo e l'esplosione del Malin esplode con l'esplosione di Instagram ed è lì che c'è anche la sua rovina.
Il Malin non è quello che vi fanno vedere in quei 30 secondi. Non tutti potete fare, non tutti possiamo fare quello che ci fanno credere che quel cane possa abitualmente fare. Negli ultimi 2 decenni, nelle competizioni internazionali aperte a più razze, si è fatto sempre però più spazio ai vertici, complice proprio quella rapidità nervosa che il pastore tedesco per costruzione non ha. In non poche unità di elite, dai reparti antiterrorismo alle squadre cinofile aeroportuali più esigenti, è ormai la prima scelta. Non la seconda, ma è anche un cane più esigente, quasi un fuoriclasse, costruito per un solo campionato. Nella vita di tutti i giorni, in una famiglia qualunque, mostra spesso una intensità nervosa che il pastore tedesco medio non ha mai avuto bisogno di avere. Un vantaggio enorme su un campo di addestramento, un problema che poche famiglie sanno gestire fuori da lì. Diciamolo con onestà, perché altrimenti non esiste un vero confronto. In alcune specializzazioni oggi non è più il pastore tedesco il cane più performante in assoluto, ma essere il migliore in una gara non equivale a essere insostituibile in 100 contesti diversi. E qui tornano i numeri veri. E anche sul piano dell'immagine il Malinois si sta costruendo in fretta la propria rete di club dedicati, competizioni sempre più affollate, un seguito social che il pastore tedesco più istituzionale o meno spettacolare da guardare fatica a eguagliare. E allora perché il trono sui numeri veri non è ancora suo? Secondo la classifica ufficiale dell'American Kennel Club del 2025, la più grande anagrafe cinofila del mondo, il pastore tedesco è la 4ª razza più registrata negli Stati Uniti. Il Malinois nella stessa classifica si ferma al 32esimo posto. Non è vicino, non lo sta raggiungendo, almeno non ai numeri. Non ve lo dico come prova che un cane valga più dell'altro. Ve lo dico come misura della distanza che esiste ancora tra un pretendente vero e un secolo di storia. Perché il primato del pastore tedesco non si è mai basato su un solo terreno di gioco. Nessun'altra razza ha unito per 127 anni consecutivi sulla stessa scala guerra, polizia, soccorso, guida per non vedenti, sport, famiglia, cinema, cultura popolare, tenuti insieme da un sistema internazionale di selezione che continua e controllo con tutte le sue crepe a chiedere che la bellezza dimostri anche la funzione, ma c'è. Il Malinois quel sistema non ce l'ha ancora. È cresciuto dentro il lavoro, non dentro un secolo di standard, mostre e genealogie incrociate. Qualcuno direbbe bruttarello, a me piace, qualcuno lo dice a ragione perché capita spesso, tanto più quando si cammina con... Io ne ho avuti diversi di Malinois, posso dire che ora cominciano a riconoscerli, ma insomma fino a qualche anno fa ti dicevano bello questo bastardino. Il Malinois non è bello come un pastore tedesco, non ha quel tipo di selezione. Poi per me Extra è la cagna più bella che abbia mai avuto, dopo Bloody. Può correre veloce quanto vuole, prima che possa dire di aver fatto lo stesso cammino, ma deve ancora attraversare lo stesso secolo. Il pastore tedesco quel secolo ha già alle spalle. Quindi torniamo a dove abbiamo cominciato, le orecchie dritte, il mantello nero e fuoco, il nome che fa rima con eroe, o il nero focato che nasce rosso in testa. Rex, il pastore tedesco di famiglia che capiva tutto, quello di zio, non un capriccio della pubblicità, è la fotografia più fedele di 127 anni in cui questo cane ha attraversato le nostre guerre, i nostri schermi, i nostri occhi, quando non potevamo più vedere da soli, nel caso dei non vedenti, le nostre case, restando quasi sempre all'altezza del compito, inciampando quando è inciappato, senza mai perdere davvero il trono. Il Malinois può batterlo in qualcosa? Sì. Altri cani possono essere migliori di lui in singole specializzazioni? Sì.
ma un trono non si eredita per un record su una singola gara, si eredita attraversando un secolo intero senza mai smettere di essere utile. Per detronizzare il pastore tedesco non basta essere più bravi oggi, bisogna fare quello che lui ha fatto per 127 anni. Se questo video vi ha fatto venire voglia di guardare il vostro pastore tedesco o quello che sognavate da bambini con occhi diversi, sapete cosa fare qua sotto. Al prossimo video.